L'Ocean Vikings, con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali, è arrivata in rada a Porto Empedocle poco prima delle 5. Il trasbordo sulla nave quarantena Moby Zazza avverrà, se non ci saranno direttive dell'ultima ora da parte del Viminale, direttamente in rada. Alla nave non è stato infatti assegnato nessun porto sicuro. Per ordine della Capitaneria di Porto è dunque ferma in rada davanti al porto. E in rada c'è anche la Moby Zazza e la nave di un'altra ONG, la Sea-Watch 3. Arriveranno più tardi gli esiti dei tamponi Covid-19 ai quali sono stati sottoposti i migranti a bordo. Si tratta di 60 persone provenienti dal Bangladesh, 3 dal Camerun, 17 egiziani, 11 eritrei, 6 del Ghana, un ivoriano, 1 del Mali, 11 del Marocco, 46 pakistani, 16 tunisini, un nigeriano, 4 del Sud Sudan, 3 del Sudan del Nord. Il trasbordo dei migranti avverrà soltanto dopo che giungeranno gli esiti dei tamponi e dopo che 169 migranti che hanno effettuato la sorveglianza sanitaria sulla Moby Zazza lasceranno la nave quarantena e dopo la sanificazione. Sulla Moby Zazza, dopo lo sbarco dei 169 migranti e prima dell'imbarco dei 180, resteranno 42 persone, di cui 30 contagiati dal Covid, che sono sul ponte numero 7, la cosiddetta zona rossa. Nell'Agrigentino intanto infuoca la polemica. Il presidente provinciale di Confcommercio Francesco Picarella afferma: la presenza errata della Moby Zazza come nave quarantena per i migranti, Sea-Watch e Ocean Vikings certificano come l'Italia sia diventata la barzelletta d'Europa. E ancora prosegue: non basta il Covid a mettere in ginocchio l'economia prevalentemente turistica della zona. Adesso la singolare presenza delle navi ONG a Porto Empedocle e la presenza della nave quarantena errata sta provocando diverse cancellazioni nelle strutture turistiche della zona. La politica del ministro Lamorgese sul tema sta offrendo alle navi ONG un rifugio, come se Porto Empedocle fosse l'unico porto sicuro d'Italia. Picarella ha lanciato un appello alla deputazione regionale e nazionale affinché venga immediatamente ristabilita una necessaria tranquillità attraverso interventi che prevedano una fiscalità di vantaggio e risarcimenti agli esercenti per il gravissimo danno arrecato.